Sì. Buongiorno a tutti. Riccardo, puoi alzare? Ok, così va bene. Possiamo alzarci in piedi per cominciare il nostro culto? E invito tutti i fratelli e le sorelle ad aprire la parola di Dio nel libro di Apocalisse, al capitolo 22, e noi leggeremo i primi 5 versetti e dopo leggeremo anche il versetto 10. Questa è la nostra riflessione di apertura ed è basata sul tema del nostro culto, che la nostra cittadinanza è nei cieli. Ok? E quindi vogliamo leggere questo testo biblico che ci parla di cosa ci aspetta là nella nostra città celeste. Ok? Per ogni figlio di Dio ha il diritto di tutte queste cose che sono descritte in Apocalisse 22. Apocalisse 22, i primi 5 versetti dicono così: poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto nella città, vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce, di lampada né di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. E adesso ti invito ad andare al versetto 10 dello stesso capitolo, che dice: poi mi disse, non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Carissimi, 2000 anni fa l'angelo che stava parlando con Giovanni per trascrivere il libro di Apocalisse ha detto: non nascondere quello che ti ho detto, perché il tempo è vicino. Ti puoi immaginare oggi, anno 2021, tutto è pronto perché noi torniamo là dove siamo destinati attraverso il sacrificio di Cristo. E come cittadini dei cieli abbiamo diritto a tutte queste cose che sono descritte nei primi 5 versetti. Ci sarà molto di più. Avremo diritto a una guarigione completa della nostra anima, avremo diritto a guardare faccia a faccia il nostro Signore, avremo diritto a servire il nostro Dio senza stancarci, a lodare il Signore per l'eternità. Questo è il nostro destino eterno ed è vicino il tempo. Io credo che il mondo si sta preparando proprio per il ritorno di Cristo. I segni sono molto chiari. Tutti i teologi, più grandi teologi esistenti, viventi oggi, sono d'accordo che ci sono delle condizioni storiche per cui il ritorno di Cristo è molto vicino, ok? E noi dobbiamo contare sul fatto che presto saremo là col nostro Signore, ma noi dobbiamo essere sicuri di essere figli di Dio, sigillati con lo Spirito Santo e pronti per partire per la nostra destinazione eterna, ok? Io vorrei pregare perché oggi potessimo avere questa consapevolezza che il Signore sta veramente tornando, che sta facendo i Suoi passi verso di noi e noi dobbiamo essere pronti a lasciare questa terra e a partire per la nostra destinazione. Preghiamo, chiudi i tuoi occhi, comincia a parlare col Signore e a chiedere che Lui questa mattina ti possa parlare attraverso i canti, parlare attraverso la predicazione, parlare attraverso la comunione fraterna, parlare alla tua anima, parlare al tuo cuore. Nostro Dio, siamo qua nella tua presenza, sicuri, Signore, che questa mattina farai un'opera in noi e attraverso di noi. La tua parola ci assicura, Signore, ed è una tua promessa, che dove 2 o 3 sono riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro.
Signore, già stai lavorando nella nostra mente, nel nostro cuore, ci hai portato qua, Signore, con uno scopo, con un proposito, e noi vogliamo, Signore, adeguarci a questo proposito eterno che tu hai per la nostra vita. Tu ci stai preparando, Signore, ci stai preparando per l'eternità, tu ci stai preparando per una vita migliore, tu ci stai preparando per una guarigione totale di quello che noi siamo, della nostra anima, del nostro corpo, del nostro spirito. Signore, questa mattina è un altro round, Signore, è un altro incontro che noi facciamo con te. Ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa toccare nel profondo del nostro essere attraverso la tua parola, affinché noi usciamo di qua, Signore, con la convinzione che tu hai visitato la tua Chiesa. Padre, grazie. Grazie perché, Signore, tu ami il tuo gregge, ami la tua Chiesa, che è la tua famiglia. E ti chiediamo, Signore, di aiutarci a sederci alla tua tavola, perché tu hai apparecchiato, Signore, per noi cibi prelibati per nutrire il nostro essere. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amém? Alleluia. E noi siamo pronti questa mattina di prendere possesso di questa promessa meravigliosa del Signore? Amém. Sì o no? Amém. Alleluia. Il tuo nome, Signore, questa mattina riceve la nostra lode, la nostra adorazione, il nostro ringraziamento, Signore, di tutto ciò che, Signore, è nelle nostre vite, tutto ciò che farai nelle nostre vite. Amém? Lodiamo il nome del Signore. Sono con te fino alla fine, io dimostro il mio amore. Usiamo le mani. Tu sei per me un vero miracolo, tu sei prezioso agli occhi miei. Ascoltami, con amore ti dico, presto al mattino la gioia vera. In verità ti dico, tu vedrai cose maggiori di queste, tu vedrai. In verità ti dico, tu vedrai cose maggiori di queste, tu vedrai. Rallegrati, gioisce giunto a casa, casa di Israele. Rallegrati, celebra ancora, figlia, figlia di Sion. Rallegrati, gioisce giunto a casa, casa di Israele. Rallegrati, celebra ancora, figlia, figlia di Sion. In verità ti dico, vedrai cose maggiori di queste, tu vedrai. In verità ti dico, tu vedrai cose maggiori di queste, tu vedrai. Rallegrati, gioisce tutto a casa, casa di Israele. Rallegrati,
Chiesa, rallegrati, tu hai sceso casa, casa di Israele, rallegrati, celebra ancora figlia, figlia di Sion. Alleluia, teu nome, Senhor. Come ai tempi di Elia, il fuoco di Dio chiediamo, e come ai giorni di Mosè, giustizia e pace vogliamo. Ma siamo in tempi di prova, di guerra, di fame e terrore, e siamo una voce che ancora grida, prepara la via del Signore. Gesù verrà su una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderanno in ansia, insieme giubileranno, sul monte San Gesù ritornerà. Come il tuo servo Ezechiele, il soffio di Dio attendiamo, e come re Davide servo tuo, un tempo di lode innalziamo. Ed ora che c'è la raccolta, e i campi son bianchi oramai, noi siamo i tuoi servi del cuore, andiamo, vedi e ritorna il Signore. Gesù verrà su una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, gloria insieme giubileranno, sul monte San Gesù ritornerà. Gesù è nostro Signore, 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 Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, i cuori splenderanno in ansia, insieme giubileranno, sul monte San Gesù La Chiesa. ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà. Ancora. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, i cuori splenderanno in ansia, insieme giubileranno, sul monte San Gesù ritornerà. Dov'è la tua gioia? Alleluia, tuo nome, Signore. E Giovanni 14, quando il Signore doveva andare dal Padre, Lui avvisa i Suoi discepoli, il tuo cuore non sia turbato. Lui ha detto così, non siete turbati, perché io vado
ma io torno, ma c'è bisogno che io vada, perché Lui doveva lasciarci il Consolatore, Lui doveva lasciarci la sua presenza per sempre, e ha dato la promessa che un giorno Lui tornerebbe e Lui ci porterebbe per la sua casa, ci avrebbe lasciato un posto speciale di fianco al Padre nei cieli, che è la nostra eternità. Amen. E noi dobbiamo gioire, rallegrarci ogni giorno, e noi cantiamo una lode e celebriamo il Signore ogni giorno per questo. Amen. Continuiamo a lodare il Signore con gioia. Adesso io dirò una cosa come pastore Sandro ogni tanto. Io ho una notizia per te, una buona notizia per te. Tu hai l'opportunità di fare un allenamento gratuito, senza problemi, senza pagamento, senza abbonamento, perché tu saprai che l'eternità dovrai ballare, lodare il Signore, esaltare il suo nome, e devi essere in forma anche. E qua noi abbiamo un abbonamento pagato, è tutto gratuito, e puoi gioire e lodare il nome del Signore. Amen. Per sempre. Amen. Questa è una meravigliosa notizia, una meravigliosa cosa che noi abbiamo,
l'opportunità di lodare il nome del Signore, di alzare la nostra mano, di battere le mani, di ballare. È una cosa bellissima perché noi abbiamo la libertà di fare questa cosa qua in Italia. Noi lodiamo il tuo nome, Signore, perché noi abbiamo la libertà di lodare te in questo paese. E noi ci ha messo qua, in questo posto, per lodare il nome del Signore, per adorarlo. L'adorazione è la manifestazione della gratitudine di tutto ciò che il Signore fa nella tua vita, e tu hai l'opportunità di manifestare questo, di aprire la tua bocca e dire: Signore, io ti lodo perché tu sei, al di là di ogni cosa che succede nella tua vita, al di là di ogni problema. Il Signore ha detto chi è nella nostra vita. Amen.
fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo per anni stai, anche se non mi sento per anni stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo per anni stai, anche se non mi sento per anni stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, perché tu sei, questo sei, Signore, questo tu sei, Signore, nelle nostre vite, Signore, fai con che il tuo amore, Signore, possa invadere le nostre vite, Signore, possa trasformarci, Signore, possa condurci, Signore, possa guarire, Signore, possa toccare, Signore, con il tuo amore, Signore, metti il tuo amore, Signore, nel mio cuore, Padre. Che la tua Chiesa, Signore, possa sentire, Signore, agire, Signore, la tua presenza ogni giorno nella sua vita. Che noi possiamo, Signore, veramente uscire di nostra casa, Signore, con la gioia di lodare il tuo nome, Signore, e con una trasformazione delle nostre vite, Signore, fare apparire, Signore, tutte le persone che sono intorno a noi, Signore, il tuo amore, la tua luce, Signore. Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Solo la Chiesa, Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. alleluia il tuo nome, Signore, la Chiesa possa sedersi. Filippesi capitolo 3, versetto 20 e 21. E questo è il testo su cui mediteremo oggi. Sapete che stiamo meditando sulla lettera ai Filippesi dell'Apostolo Paolo già da diversi mesi, no? Una lettera ricchissima, è la chiesa della gioia dell'Apostolo Paolo. E leggendo specialmente il capitolo 3, io ho un'impressione, ossia che l'Apostolo Paolo già da tempo aveva lasciato la terra, ossia lui camminava con i suoi piedi sulla terra, ma il suo cuore non era qua, ok? E quando lui dice, quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Che testo profondo che il Signore ci dà questa mattina. E io credo che noi dobbiamo imparare dei principi che se non li impariamo oggi veramente sarà complicato a poi poterli imparare in futuro. C'è un tempo per ogni cosa. Io penso che questa mattina sia il tempo che noi dobbiamo fare un cambio di mentalità, un cambio di direzione, un cambio di vita. Ok? Io vorrei pregare insieme a voi perché il Signore possa parlarci questa mattina. Ok? Chiudi i tuoi occhi, parla col tuo Signore e chiedigli veramente la causa tante volte della mancanza di questa visione eterna che lo stesso Apostolo Paolo aveva. Lui stava dicendo in questo testo, Signore, io non appartengo a questa terra. E questa mattina noi, Signore,
siccome l'Apostolo Paolo parla al plurale, la nostra cittadinanza è nei cieli. Vogliamo, Signore, camminare insieme a Lui verso l'eternità. E ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù, che tu possa impiantare questa mattina un seme che non possa mai essere tolto dal nemico. La parola dice che il nemico viene per prendere il seme che tu hai seminato, ma io ti chiedo nel nome di Gesù che tu possa proteggere quel seme e che questa mattina, Signore, quel seme possa portare frutto per un cambiamento profondo nella nostra vita. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Come dicevo all'inizio, la mia impressione è che l'Apostolo Paolo, pur camminando qua sulla terra, aveva lasciato già da tempo questa terra. Ossia, la mia cittadinanza è nei cieli, non è qua. È come a volte purtroppo noi perdiamo questa visione per tanti motivi, e il tema della meditazione di stamattina è proprio questo. Perché noi spesso perdiamo la visione che la nostra vita è tutta qua, che quello che dobbiamo fare è qua, che quello che perdiamo è qua, quello che guadagniamo è qua. Ma il Signore ci dice: alza lo sguardo, perché tu non sei di qua, sei di un'altra parte. Stai andando verso l'eternità, e noi purtroppo perdiamo troppo spesso questa visione, ok? E stamattina considereremo perché noi perdiamo questa visione che la nostra cittadinanza è nei cieli. Vogliamo afferrare la vita, e la vita ci riserva delle sorprese a volte, no? Pensiamo a volte di aver afferrato la vita e tu hai afferrato un pugno d'acqua. L'acqua non può far altro che scorrere tra le dita e tu non ti ritrovi in mano niente. Basta che tu perdi un po' di salute e tu sei sicuro che qualcosa succede nella tua anima. Ma come, Signore? Io ti ho detto che la tua cittadinanza è nei cieli, non è qua. Ma tu devi alzare lo sguardo, tu devi cominciare a guardare verso le cose eterne che non cambiano mai. Allora scomporremo questi 2 versetti in 3 parti, okay, per capire che cosa il Signore ha in serbo per noi. Dice la prima parte: quanto a noi, come abbiamo detto, la nostra cittadinanza è nei cieli. Perché perdiamo questa visione? Noi viviamo tra 2 poli nella nostra vita che ci fanno perdere la visione dell'eternità, e tutti e 2 cominciano per S. La prima S è la parola soddisfazione. Quando è che noi perdiamo la visione dell'eternità? Quando noi siamo pienamente soddisfatti della vita che facciamo qua sulla terra. C'è un detto qua in Italia, non so negli altri paesi del mondo, ma che è molto saggio, dice: ha avuto la grazia, gabbato il santo. Ossia, quando noi abbiamo ottenuto quello che volevamo, il nostro Dio diventa un suppellettile, diventa una cosa da mettere in secondo piano, forse in terzo. È stata fatta una ricerca tra i santi, tra virgolette, che sono i più adorati in Italia. Sapete a che posto è Gesù? Al 7º. Che cosa triste. Quando Gesù dovrebbe essere la cosa primaria nella nostra vita. Ma quando noi siamo soddisfatti, quando noi abbiamo quello che vogliamo, quando Dio ci dà quello che noi vogliamo, allora cominciamo a perdere la visione dell'eternità. Vorrei leggere insieme a te un pezzo della lettera di Apocalisse, Apocalisse 3,17, che ci parla della Chiesa degli ultimi tempi, una Chiesa pienamente soddisfatta in se stessa, che si è dimenticata la visione dell'eternità. E dice così questo testo, Apocalisse 3,17: tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece di essere infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Una Chiesa ricca, una Chiesa che ha una teologia ormai perfetta, una Chiesa che non ha nessun problema di nessun tipo, ma il Signore dice: dove stai andando? Dov'è il tuo sguardo? Guardi te stesso e dici: sono soddisfatto. Il Signore dice: alza lo sguardo, perché stai perdendo lo sguardo dell'eternità. La Chiesa primitiva è incredibile come funziona nel mondo spirituale, e io credo che tu ascolti bene quello che ti sto dicendo. Appena la Chiesa viene perseguitata nel mondo, cresce. C'è qualcosa che non funziona, gente.
Perché? Perché appena la Chiesa è soddisfatta del proprio stato, soddisfatta del proprio locale, soddisfatta della propria vita, soddisfatta del proprio conto in banca, la Chiesa comincia a calare in dottrina, in testimonianza, in numero e in tutto quello che riguarda le cose di Dio. La soddisfazione dell'essere umano ci porta lontani da Dio e ci porta a non portare il nostro sguardo verso l'eternità. Ma c'è una cosa che mi conforta, ok? E io ti chiedo di leggere attentamente questo testo che qualche settimana fa è capitato sotto i miei occhi. Ho detto: Signore, che cosa tu fai con le persone profondamente soddisfatte di questa vita? Stai attento a quello che ti leggo adesso. È un salmo di Davide, Salmo 17, dice: liberami con la tua mano dagli uomini, o Signore. E guarda qua cosa dice: dagli uomini del mondo, il cui compenso è solo in questa vita, il cui ventre tu riempi con i tuoi beni. Di questi si saziano i loro figli e lasciano il resto dei loro averi ai loro bambini. Chi sazia le persone profondamente soddisfatte di questa vita affinché siano sazie di questa vita e non conoscono la vita eterna? Chi è che li fa? Chi è che lo fa? È il Signore. Io ti invito a fare una cosa oggi, una cosa che ho fatto appena mi sono convertito, no, un pochino dopo in realtà. Io mi ricordo l'anno 1997, era la prima casa, mi ero sposato da 3 anni, ok? Abbiamo vissuto io e mia moglie in un appartamento di 2 camere e mezzo finché non è nato il mio primo figlio. Poi abbiamo comprato la nostra casa, no? Una casa bellissima, guardate, era la casa dei nostri sogni, ok? Ma io una cosa ho fatto appena ho dormito la prima notte in quella casa. Io e mia moglie abbiamo pregato e ho detto: Signore, questa casa senza di te non conta assolutamente niente. Io voglio che questa casa sia tua e voglio che tu la usi come tu vuoi, perché è un bene materiale e non mi porterà in cielo, no. Sapete, se voi fate una preghiera di questo genere, aspettatevi che Dio vi risponda, ok? Nella mia casa sono stati ospiti per mesi ex prostitute, ex tossicodipendenti, ex persone che hanno fatto delle cose terribili nella loro vita. Mia figlia è qua, può anche testimoniare di queste cose. E sapete, il Signore ci prende sul serio, ma sapete una cosa che io ho visto che il Signore ha fatto con le nostre anime attraverso queste persone che sono entrate nella mia casa? Una profonda soddisfazione, perché io sapevo che stavo investendo in cose eterne. Ho detto: Signore, anime sono cose eterne che riguardano te. Ti ringrazio, Signore, perché mi hai messo in casa tante persone che hanno goduto della casa, hanno goduto del caldo, hanno goduto del cibo, ma io l'ho fatto con tutto il mio cuore, perché so che qua io non porto via niente per l'eternità. Pastore, ma tu mi stai parlando di opere per la salvezza? Assolutamente no. Ti sto solo dicendo che le cose che noi abbiamo qua, che ci soddisfano, non le portiamo assolutamente nell'eternità. Allora, questa è una grande problematica nella vita dell'essere umano. Se tu sei profondamente soddisfatto della tua vita, significa che stai perdendo la visione dell'eternità. Ma c'è una seconda S che ci porta lontano dalla visione dell'eternità, che è la sofferenza. Anche la sofferenza ci porta lontano da Dio. E quando la sofferenza è grande, noi diciamo e facciamo delle cose nella nostra vita che neanche ci sogniamo di fare. E guarda che cosa diceva Giobbe, che era un uomo integro, temente a Dio, ma quando ha cominciato a soffrire profondamente nella sua vita, guarda che cosa lui ha detto a Dio. Oh, sapessi dove trovarlo. Guarda che affronto che lui sta facendo a Dio, ok? Potessi arrivare fino al suo trono, esporrei la mia causa davanti a lui, lo riempirei di argomenti la mia bocca, saprei quello che mi risponderebbe, capirei quello che avrebbe da dirmi, impiegherebbe tutta la sua forza per combattermi? No. Egli mi ascolterebbe, là troverebbe un uomo retto a discutere con lui e sarei dal mio giudice assolto per sempre.
Se io dovessi definire questo discorso di Giobbe, l'uomo integro e retto che faceva i sacrifici ogni giorno alla presenza di Dio, e la parola è arroganza. Arroganza davanti a Dio, perché stava soffrendo come un cane, e io in qualche modo riconosco che noi esseri umani siamo proprio questo. Quando noi soffriamo andiamo nella faccia di Dio e diciamo: io non mi merito questo. Perché, Signore? Tu hai mai detto, vero? Perché, Signore, questo nella mia vita? Hai mai detto questo a Dio? Sei sincero insieme a me? Sì? Puoi alzare la tua mano se tu l'hai detto qualche volta. È interessante che noi dobbiamo cambiare la nostra domanda per continuare a avere la visione dell'eternità. Non dobbiamo dire perché, Signore, magari alzando in pugno anche come stava facendo Giobbe. Dobbiamo dire: Signore, affinché questa cosa mi succede. Qual è il fine che tu hai in questa situazione di sofferenza nella mia vita? L'Apostolo Paolo aveva capito tutto, gente. Aveva capito tutto, ha detto: Signore, io voglio pregare e pregherò perché tu mi tolga questa malattia, ma in quanto tu mi hai detto no, io mi glorierò in debolezze, in necessità e in tutte le sofferenze che io passo, perché quando sono debole allora sono forte. Sai perché tu devi passare per delle sofferenze? Perché Dio ti vuole preparare per la visione eterna, per la tua cittadinanza nei cieli. Perché tu cominci a esercitare la tua fede qua sulla terra, perché altrimenti noi andiamo giù di testa a ogni gomma della macchina che si buca. E il Signore dice: ci penso io, occupati della tua crescita, perché io ti sto preparando per una corsa eterna. Io non so se tu stai passando una sofferenza, che sia una sofferenza del tipo sentimentale, psicologica, emozionale, relazionale, con i tuoi familiari, con il tuo datore di lavoro, qualsiasi tipo di sofferenza tu stia passando. Non permettere a questa sofferenza che ti porti via la visione che tu sei un cittadino del cielo. Perché quella eternità che ti spetta è solo una preparazione che tu stai facendo qua sulla terra. Allora prendi questa tua sofferenza e dire: Signore, se tu me la vuoi togliere, gloria a Dio, tu mi avrai fatto un grande piacere. Ma se tu non me la vuoi togliere, gloria a Dio, perché tu mi stai preparando per una visione più grande, per una maturità più grande. Amen, Chiesa? Dio, grazie per quello che stiamo passando. E l'Apostolo Paolo dice così: perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso di eterna gloria. E il Signore dice: tu soffri perché tu possa vedere cosa ti aspetta di là. E noi passiamo tra queste due S, no? Nella nostra vita, questi due poli, tra la sofferenza e la soddisfazione, tra la sofferenza e la soddisfazione. Tutte queste cose ci portano lontano da Dio. Il Signore dice, versetto 4 del Salmo 37, metti il tuo diletto nel Signore e Lui appagherà i desideri del tuo cuore. Preoccupa di prepararti per una visione eterna, perché il Signore si occupa delle tue cose. Amen, Chiesa? È questo che noi dobbiamo fare, preoccuparci delle cose di Dio, affinché Dio possa riempire il nostro cuore con quella pace che noi siamo diretti da un'altra parte. Secondo principio che voglio imparare con te questa mattina, dice così: da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore. Allora, perché Paolo diceva la nostra cittadinanza è dei cieli, ma là dai cieli noi stiamo aspettando che cosa? Stiamo aspettando il ritorno di Cristo. C'è una parola che lo indica molto bene, chi è che si ricorda? È una parola in aramaico che viene usata una volta solo nel Nuovo Testamento. È la parola Maranatha, Signore vieni, vero o no? Bellissima questa parola, giusto? Signore vieni. Allora la prima cosa, scusatemi se io vado un po' in dettaglio in alcune cose che io medito a casa quando leggo la parola di Dio. La prima cosa che mi è venuta in mente, ho detto: Signore, perché questa parola viene usata una volta solo nella Bibbia?
Una volta solo. Ho detto, è una cosa strana, no? Perché quante persone ho sentito dire, Maranatha, Signore, vieni, Signore Gesù. Ma noi siamo consapevoli di quello che diciamo quando diciamo Maranatha? Perché è una cosa profonda e molto seria. Tu sai che quando Maranatha, ossia quando il Signore Gesù tornerà, che cosa succederà a questo mondo? Tu lo sai? Tu lo sai che quando il Signore Gesù tornerà in un attimo, tutti quelli per cui tu stai pregando da tanto tempo e che ancora non conoscono il Signore rimarranno qua sulla terra, e lì comincerà il periodo più terrificante dell'umanità, che si chiama Regno dell'Anticristo. Ah, Signore, Maranatha, sì, tu vai in cielo, ma quelli che rimangono qua sono fatti loro. La prossima volta che dici Maranatha, stai attento. Ok? Perché l'Apostolo Paolo l'ha detto in punta di piede, ha detto, Maranatha, Signore, una volta solo. Sai cosa succederà al mondo? Ed ecco perché noi perdiamo la visione dell'eternità, perché noi non chiediamo Maranatha al Signore con la motivazione giusta. Sai perché diciamo Maranatha? Perché noi vogliamo smettere di soffrire. Concordi con me? Maranatha, Signore Gesù, vieni a prendermi perché sono stufo di soffrire, è vero o no? Ti chiedo, è la giusta motivazione? È la motivazione più sbagliata del mondo. Non possiamo dire Maranatha, Signore, vieni, perché noi saremo rapiti nell'eternità e staremo bene, ma il mondo soffrirà delle cose terribili. Il Signore è paziente e vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Allora ti spiego in poche parole cosa succederà al mondo, ok? Tu sai che nella parola di Dio, in Genesi capitolo 11, noi abbiamo il modello della prima società proposta dall'uomo che si chiama Babel, ok? La città di Babel, che vuol dire la parola Babel, ha due significati. La prima è confusione e l'altra è Bab-ilu, è una parola accadica che significa porta di Dio, ossia attraverso quella città sarebbe dovuto entrare un Dio e governare tutto il mondo, ok? Questa società che Dio ha praticamente detto no in quel tempo si è riproposta alcuni millenni dopo attraverso il regno di Babilonia e il re principalmente Nabucodonosor. È quello che hanno portato in cattività il popolo di Israele. Ma sapete una cosa? Se voi andate in Apocalisse capitolo 16 e 17 parla di una nuova Babilonia. La nuova Babilonia, che è la società degli ultimi tempi, attraverso cui un re, che sarà un re umano, dice la parola di Dio, che governerà tutta la terra e stabilirà una dittatura spirituale su tutti gli esseri umani, e tutti quegli esseri umani passeranno per 7 anni di una grandissima tribolazione, attraverso cui molti moriranno, ma specialmente non moriranno fisicamente, ma moriranno spiritualmente, perché la parola di Dio dice che agli esseri umani, sapete che cosa succederà? Verrà messo un marchio che si chiama nella Bibbia il marchio della bestia, e saranno trattati come delle bestie vere e proprie. E la Chiesa sarà rapita, andrà nell'eternità, ma quelle persone che saranno qua sulla terra passeranno per tutta quella situazione. Saranno schiavi del regno dell'Anticristo. Perché se c'è un Cristo, c'è anche l'Anticristo. Se c'è una Chiesa cristiana che prega oggi, è perché c'è anche una chiesa diabolica e satanica che prega oggi per avere il possesso del mondo. E vi dico una brutta notizia, ok? Succederà. Quindi stiamo attenti quando noi diciamo Maranatha, perché quando diciamo Maranatha per i nostri comodi noi perdiamo la visione dell'eternità. Sapete perché dobbiamo dire Maranatha? Signore, abbiamo conquistato tutte le anime che dovevamo conquistare, adesso Maranatha. Questa è la motivazione giusta per dire Maranatha. E la seconda motivazione è questa: noi dobbiamo dire Maranatha per andare a incontrare il nostro Signore, non per smettere di soffrire, perché quella è solo una conseguenza. Guarda che cosa dice qua Apocalisse capitolo 21, versetti 3 e 4, dice: udì una gran voce dal trono che diceva, ecco,
il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Signore, Maranatha, perché io voglio vederti faccia a faccia. Maranatha, perché come promette Apocalisse capitolo 3, io mi siederò sul tuo trono come tu ti sei seduto sul trono di tuo padre. Io voglio stare sulle tue gambe e passare l'eternità insieme a te. Questo è il motivo giusto per dire Maranatha, non per smettere di soffrire. Fratello e sorella, non dire Maranatha solo per smettere di soffrire, perché è la motivazione che ti fa perdere la visione dell'eternità. Vedete com'è profondo ragionare sulla parola di Dio? È profonda la cosa. Quanto siamo egoisti. Voglio smettere di soffrire, perciò Signore torna e condanna tutta l'umanità a una sofferenza sotto il governo dell'Anticristo. Gente, io non sono più disposto a dire Maranatha, a meno che il Signore non dica sto per tornare, tutto quello che dovevate fare l'avete fatto, adesso torno. Hai capito la differenza? Fratello e sorella, è seria la cosa, ok? La Chiesa di Dio deve essere una Chiesa che accoglie. La Chiesa di Dio deve essere una Chiesa che porta il Vangelo fuori. La Chiesa di Dio deve conquistare anime. La Chiesa di Dio deve essere altruista. È questo che noi dobbiamo fare. E quando noi diremo, Signore, voglio solo incontrarti, allora noi capiremo il senso di aspettare il Signore Gesù Cristo come nostro Salvatore e Signore. E terzo principio che voglio imparare insieme a voi è l'ultimo versetto, il versetto 21, dice che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Che bello, pastore, non dovrò più lottare contro la cellulite. Che bello che non dovrò lottare ancora contro il terzo piatto di churrasco, vero? Con sensi di colpa. O 2 pizze. Non è questo il senso. La prima cosa, buona notizia. Adesso c'è la buona notizia, Jackie, ok? C'è una buona notizia. Dice che egli ha il potere, ossia Gesù ha il potere di sottomettere a sé ogni cosa. Ossia, noi viviamo oggi, cari miei, con una benedizione, e non dico maledizione, ma con un grande problema. La benedizione si chiama corpo, ok? Il nostro corpo. E lì c'è una grandissima promessa che dice, Signore, io trasformerò totalmente il vostro corpo. Senza più pancetta, senza più cellulite, senza più mal di testa, senza più aritmia, senza più niente che vi dia fastidio. Io trasformerò interamente il nostro corpo, ma c'è una prima fase della nostra vita in cui noi consideriamo il nostro corpo come qualcosa che ci appartiene, no? C'è un detto fra i giovani che è diabolico, ok? Che dice il corpo è mio. Avete mai sentito questa frase da parte dei giovani? Il corpo è mio. Ok, fai quello che vuoi per una trentina d'anni, dopo voglio vedere se tu vuoi ancora quel corpo. E dopo c'è l'ultima fase della vita, no? Dove tu non vuoi più quel corpo perché sei invecchiato, perché hai questo, perché hai l'altro, perché stai male. Ah sì, io mio nonno mi ricordo gli ultimi istanti di vita, ma perché il Signore non mi viene a prendere adesso? Questo corpo, questo involucro che noi abbiamo al di fuori deve essere mantenuto santo, ma nonostante noi lo manteniamo santo, prima o poi il nostro corpo degenera, perde informazioni. Le cellule che si rigenerano sono sempre meno e le cellule che vanno al macero sono sempre di più. Ma c'è un momento in cui il Signore dice,
e in quel tempo l'Apostolo Paolo aveva una grandissima aspettativa che il Signore ritornasse a trasformare il suo corpo che stava invecchiando, e dice, prima Tessalonicesi 4,17, guarda che bel versetto che ci dà qua il Signore. Noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore negli aria, e così saremo sempre col Signore. Poi più avanti dice, ecco, io vi dico un mistero, tu che stai sperando che il tuo corpo cambi. No, Signore, non togliermi il mio corpo, stai attento cosa dice qua. Ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Prima Corinzi 15, 42, 44. Così è pure dalla risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Sai perché il Signore ci darà un corpo? Qual è il motivo per cui il Signore ci darà un nuovo corpo? L'abbiamo letto all'inizio del culto. Perché noi serviremo giorno e notte il nostro Signore senza stancarci. Marcello, sarai sempre di turno di lode, costante, ok? Jacqueline, sarai sempre di turno di canto. Saremo sempre di turno di salto, saltando davanti a Dio e lodando e glorificando il Signore ogni giorno, notte e giorno. Non ci sarà notte, ok? Adesso sto ragionando con la testa umana. 24 ore al giorno lodando e servendo il Signore. Signore, dammi un corpo nuovo perché io voglio fare di tutto. La mia parte è la libreria dell'eternità, ok? Io sarò il bibliotecario. Ho già prenotato questa cosa col Signore. Walter, mi spiace, ma per te non c'è posto. Ok? Io sogno di andare là e dire, Signore, quanto potrò servirti, quanto potrò amarti senza stancarmi. Dovrò solo occuparmi di quello. Io mi ricordo qualche anno fa, diversi anni fa, quando lavoravo ancora, facevo un lavoro secolare, lavoravo in un'industria chimica e facevo i turni, no? E pregavo il Signore, ho detto, Signore, i miei fratelli sono là a lodarti, a adorarti, a servirti e io sono qua a fare un lavoro, vabbè, grazie per il lavoro, ma io vorrei essere là con loro. Io vorrei essere là a ascoltare la parola di Dio. Io vorrei essere là a cantare, io vorrei essere là per dare un contributo alla mia comunità e soprattutto a stare nella tua presenza insieme ai miei fratelli. Ci sono fratelli e sorelle che fanno fatica a venire in chiesa e io dico, Signore, come è possibile? Quando io comincio a considerare, Signore, ma abbiamo studiato una cosa molto interessante con i nostri adolescenti ieri sera. Noi viviamo sulla base di abitudini e le abitudini le creiamo noi, attento a quello che ti dico, ma dopo le abitudini creano noi. Chiaro? Se io sono, perché io sono abituato a una cosa bellissima che è successa quando siamo venuti a abitare a Qua Treviso, abbiamo il mare vicino, no? Per noi mantovani avere il mare a 30 minuti, salti di gioia. Il mio giorno libero, quando io vado al mare perché io amo il mare, ok? Ma la domenica senza un culto a Dio è una domenica persa. Io non posso stare senza adorare il mio Signore in mezzo ai miei fratelli, non riesco, mi sento vuoto. E il Signore ci sta preparando per l'eternità dandoci un corpo nuovo perché noi possiamo andare là ad adorare, a stare insieme ai fratelli per sempre. Ti do una brutta notizia, sarò a fianco a te. Ci sarà un pastore che ti tormenterà per tutta l'eternità. No, non sarà così, ok?
Ma saremo lì insieme, fratelli, ed è per questo che il Signore vuole darci un nuovo corpo, non per smettere di soffrire. Allora, posso dirti una cosa, l'ultima cosa che voglio dirti stamattina. Questo testo ci parla del ritorno di Cristo, ma ci parla del rapimento della Chiesa. Ok? Questo rapimento succederà in un momento inaspettato della storia. Nello stesso momento in cui il Signore deciderà di prendere la sua Chiesa, di traslarla dalla terra all'eternità, i nostri corpi saranno rigenerati. Ma ci sarà una cosa che succederà qua sulla terra, perché senza la Chiesa qua sulla terra, immaginate, un'umanità senza una Chiesa che prega, senza una Chiesa che predica la parola di Dio. Se oggi il mondo è un caos, tu puoi immaginare cosa succederà in quel momento? Tutte le dighe che la Chiesa ha costruito perché il male possa essere contenuto crolleranno in un attimo e il male dilagherà in tutti i posti di questa terra. Abbiamo tanto lavoro da fare, cari miei, fino al ritorno di Cristo. Non dire più Maranatha finché tu non puoi dire: Signore, ho combattuto il buon combattimento, ho terminato la corsa, ho serbato la fede. La mia domanda che ti lascio stamattina è: tu hai questa visione di cittadinanza dei cieli dell'Apostolo Paolo? Seriamente, Signore, io non voglio più stare qua, voglio arrivare nell'eternità, adesso insieme a te, ma prima dobbiamo fare un sacco di lavoro qua sulla terra. E finché io non ho capito le motivazioni giuste che spingono un grande uomo di Dio come Paolo a dire la mia cittadinanza è nei cieli, finché io non faccio quello che il Signore mi indica di fare, io non potrò avere questa visione e mi aggrapperò alle cose della terra, alla mia salute, alla mia famiglia, alla mia casa. Non c'è niente di nostro. Io ti ripeterò una frase che un mio amico tante volte mi ha detto, credente, mi diceva: pastore, qui siamo in affitto. È una frase semplice ma molto profonda. Qui siamo in affitto, la casa non è nostra. Quando il padrone di casa dirà: ok, adesso vieni, io vorrei che tutta la Chiesa fosse trovata pronta, perché di là c'è una casa preparata per noi. Il Signore Gesù è andato a prepararla. E sapete chi è che manda sul materiale per quella casa? Siamo noi. Quello che facciamo qua sulla terra risuona nell'eternità. Siamo pronti per essere cittadini dei cieli? Amen, Chiesa? Sì? Abbiamo tanto lavoro da fare. Cambiare il nostro modo di pensare, cambiare il nostro modo di agire, perché altrimenti noi non riusciremo mai a essere delle persone gioiose di partire per l'eternità. Sii sincero con te stesso oggi. Se io morissi oggi, sarei felice di stare col mio Signore? Oppure comincia già a venirmi un giramento di testa a pensare che devo lasciare la mia vita qua oggi? Com'è il tuo sentimento? Com'è il tuo modo di pensare? La vita eterna è un premio, non è una condanna. Sei convinto insieme a me di questo? Ma per vederla non bisogna solo crederci, bisogna vederla attraverso le giuste motivazioni. Preghiamo. Nostro Dio, invito già il gruppo di lode, per favore. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio
perché nella tua parola, Signore, sono contenuti dei principi e delle verità così profonde per la nostra anima, che noi, Signore, non riusciamo nemmeno a contemplarne una piccola parte. Ma io ti chiedo, Signore, che la nostra fede possa fare la differenza. Perché, Signore, quello che noi non riusciamo a afferrare con la nostra mente, perché tu non hai scelto discepoli intelligenti, hai scelto discepoli disposti a credere in quello che tu dicevi. Signore, io ti lodo per tutti i bambini in Cristo che ci sono qua oggi. La tua parola dice che noi dobbiamo tornare come bambini che si fidano del loro papà, e noi vogliamo farlo nel nome di Cristo Gesù. E per la potenza della parola, Signore, che è registrata lì nella Bibbia, ogni giorno per noi, io ti chiedo che questa mattina possano cambiare dei modi di pensare, possono cambiare dei sentimenti, delle azioni, e che noi, Signore, in mezzo alla nostra vita così caotica delle volte, possiamo alzare lo sguardo e dire: Signore, grazie perché sono un cittadino del cielo. Ti ringraziamo, Signore, per la tua pace che scenda, Signore, sulla tua Chiesa, e che oggi, Signore, possiamo tornare a casa sicuri che tu hai visitato la tua famiglia questa mattina. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Noi abbiamo l'opportunità adesso di lodare il nome del Signore, di consegnare le nostre vite davanti all'altare del Signore, le offerte e le decimi. E adesso tu hai l'opportunità di farlo. Possiamo alzarci per lodare il nome del Signore.
Signor nostro Dio, grazie Padre perché ci dai l'opportunità di esserci qui insieme, Padre, radunati nel tuo nome, Padre. Grazie per le offerte, per le decime, Padre, e che il nostro cuore, Padre, possa sentire il desiderio di offrirti, di offrire tutta la nostra vita, Padre, il nostro lavoro nel ministero, Padre, qui a Treviso. Padre, apri le nostre menti, Padre, per gioire, per decimare, per dare l'offerta con un cuore pieno di allegria, Padre. Grazie per l'opportunità che ci dai di essere vivi qua nella tua presenza, Padre. È in nome di Dio e del tuo Figlio Cristo Gesù che preghiamo. Amen. Amen. Potete sedervi, vi rubo ancora un minuto per alcuni annunci. Il primo ovviamente riguarda il nostro Veneto, che purtroppo tornerà in zona arancione a partire da domani, ok? Quindi la prima conseguenza pratica purtroppo sarà che dovremo sospendere gli incontri infrasettimanali che noi abbiamo ricominciato 2 settimane fa. Mi sto riferendo agli adolescenti e giovani, insomma dovremo purtroppo adattarci, tranne stiamo pensando di fare una cosa, di fare dei culti, ok? Giovanili, forse una volta al mese, non lo so, vediamo, stiamo un po' progettando come fare, perché il culto è l'unica forma di aggregazione che il governo accetta, ok? Quindi dalla settimana prossima studieremo un sistema per fare dei culti giovanili, e i culti ovviamente, quelli della domenica, comunque resteranno, va bene? L'importante è che quando tu verrai al culto devi portare al seguito il tuo permesso, ok? Quello è un permesso che è stato condiviso, probabilmente verrà condiviso anche questa settimana, ma che puoi stamparlo, devi stamparlo e compilarlo, perché è un permesso che vale anche in zona rossa, ok? Quindi è stato studiato con un apposito accordo tra Unione Cristiana Evangelica Battista Italiana e Stato. Quindi compilalo, ma non dimenticartelo a casa. Se vuoi venire al culto, porta quel foglio che ti assicura che non ci sarà nessuna multa, ok? Poi, sì. Come? Uno per ogni componente della famiglia, non serve uno solo per tutta la famiglia, uno ciascuno, ok? Tutto chiaro qua? Bene. Altre cose, gli appuntamenti soliti che noi abbiamo durante la settimana, lunedì e giovedì gli incontri di preghiera, i codici vengono sempre messi nei gruppi, ok? Mi raccomando, partecipate. Gli incontri settimanali, quelli di studio biblico, abbiamo i nostri gruppi, sto facendo un giretto in tutti i gruppi, ogni tanto manco nel mio, Eliane, è proprio per questo, ok? Tranquilla, non ho marinato la scuola, ok? Sto andando a visitare tutti i gruppi e i gruppi stanno bene, grazie a Dio, stanno veramente bene, stanno studiando, partecipano insieme. Io penso che questo studio sulla mutualità, ok, stia facendo il suo effetto, e ti invito a partecipare veramente ai nostri gruppi di studio per crescita personale, va bene? Giorno 21, questo forse è l'annuncio più importante di tutti, sarà l'anniversario, il 20° anniversario della Chiesa Battista Agape, ok? Stiamo entrando proprio nella gioventù della Chiesa, ok? Stiamo cominciando a maturare, a essere più grandi. 2 cose, uno, ovviamente sei invitato a venire, chiaro? No? A partecipare di questa festa che ci ricorderà che sono stati passati 20 anni da quando un piccolo gruppo di fratelli fiduciosi, che qua ci sarebbe stata una testimonianza, hanno cominciato a stare insieme, no? Oggi noi abbiamo 5 comunità, abbiamo più di 200 membri. Io penso che il Signore abbia fatto tanto, no? E noi dobbiamo ringraziare Dio per quello che Lui ha fatto. Stiamo preparando un momento speciale di offerta speciale per questi 20 anni, ossia ciascuno di voi che sente da parte di Dio di offrire qualcosa in modo speciale al di fuori della decima, al di fuori delle solite offerte, di fare questa offerta per ringraziare Dio di questo lungo percorso che il Signore ci ha fatto fare. Allora ci sarà una cassetta speciale e noi faremo questa offerta per ringraziare il Signore, ok? Va bene? Io penso di aver detto tutto.
Ok, sì, va bene. Possiamo alzarci in piedi, finiamo il nostro culto. E io invito Marcello a pregare per noi e a chiudere il nostro culto, ok? Puoi venire qua. Scusa per me. Padre Santo, grazie per questo banchetto che abbiamo avuto questa domenica, Signore. Tu sei buono, tu sei un Dio benevolo e oggi ci sei mostrato, Signore, come tu realmente sei, Padre. Io ti ringrazio per questo, ti ringrazio perché noi possiamo uscire da qua, Signore, non come entriamo, ma con qualcosa in più, con il nostro cuore, Signore, caldo, Signore, con il nostro cuore riempito dalla Tua parola, Signore, di decisioni che dobbiamo prendere, Signore, perché la settimana comincia, Padre, e io sono sicuro che Tu sarai con noi, Tu sarai presente, Padre. Grazie per la Tua bontà, grazie perché noi possiamo contare sempre su di Te. Benedici la Tua Chiesa, Signore, noi abbiamo bisogno sempre di ascoltare la Tua parola e avere, Signore, gli occhi verso la speranza che dobbiamo avere, Signore, di un futuro, Signore, con Te, come ha detto il Pastore. Grazie di tutto, Padre, benedici queste offerte che abbiamo avuto, benedici alla vita di ognuno che è questa mattina qui, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. E adesso che torniamo alle nostre case, Signore, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.